Ma credo che questo risultato non sia mio ma sia dei palermitani, è la conferma che nonostante personaggi impresentabili hanno cercato di tenere al collare Palermo, Palermo si è liberata da quel collare e ha scelto in libertà senza essere condizionata da steccati e recinto di partito che nella realtà palermitana e siciliana sono diventati soltanto l'anticamera di affari clientelari e inciuci impresentabili. Ma io non so con chi faccio la sfida, io la sfida la faccio con il programma di governo della città. Io ho un solo problema, il mio vero giudice è il palermitano. Io devo dimostrare ai palermitani che la scelta sarà giusta e che questa città finalmente può rimettersi in cammino. Tutto il resto è dettaglio. Che forse i palermitani avevano bisogno della mia esperienza, avevano bisogno della mia conoscenza della macchina, avevano bisogno di una persona autorevole che non ha il collare e che nessun padrino può chiamare all'ordine, perché se una caratteristica ciò è che riesco a pagare costi altissimi per la mia libertà. Se poi qualcuno vuole insistere sull'età, io la mia età ce l'ho, devo dire che sono felice come un bambino, ma sono competente come un professore e sono esperto come un sindaco. Mi pare che le tre cose messe insieme sono una miscela straordinaria e se qualcuno ancora insiste ricordo quello che diceva il grande Pablo Picasso: per diventare giovani, ma veramente giovani, occorre molto tempo. Forse il tempo che è passato mi ha fatto essere giovane.